Una volta essiccati e conservati, i pistilli possono essere confezionati, chiaramente all'interno di un laboratorio autorizzato. La spezia viene confezionata in piccole quantità, anche a volte il decimo di grammo, per cui bisogna avere una bilancia di precisione omologata, specifica e adeguata. Dopodiché vanno messi all'interno di una bustina in polietilene alimentare o di carta politenata che poi viene sigillata attraverso un'operazione di termosaldatura. Il prodotto può essere confezionato sia in pistilli, quindi intero, dove effettivamente possiamo riconoscere la qualità e il pregio della spezia perché la identifichiamo proprio. Ma può essere confezionato anche in polvere. Infatti molte persone preferiscono avere la spezia già polverizzata, pronta per l'uso, perché magari non sono in grado di fare questa operazione molto semplice di polverizzazione. L'operazione di polverizzazione chiunque di noi la può fare prendendo la quantità desiderata di pistilli, mettendola su un piccolo pezzo di carta da forno da esporre a una fonte di calore blanda per qualche secondo, qualche minuto, in modo da tostarli leggermente. Dopodiché o con un mattarello o col dorso di un cucchiaio, effettuando la pressione, si ottiene la polverizzazione dei pistilli. Una volta fatta questa operazione primaria di confezionamento, poi questa bustina in polietilene alimentare può essere inserita all'interno di vari packaging esterni, poi sta all'azienda scegliere quella che sarà la confezione esterna che più la rappresenta.